La prima era Suor Marie Montier, una consacrata, una donna che ha dedicato la vita al servizio della vita, che è un tema tanto caro a Giovanni Paolo II, e una malattia dalla quale è stata guarita, che era morto di Parkinson. E nel secondo caso si tratta di una donna giovane, latinoamericana, costanicana, che è madre di famiglia, moglie, madre e nonna, che è stata colpita da un aneurisma cerebrale. Anche in questo caso il messaggio che proveniva da questa guarigione era molto legato al tema del Magistero di Giovanni Paolo II, che appunto era la dignità della donna e soprattutto la famiglia. Per Giovanni Paolo II, ecco, è una persona che è ancora oggi sentita come una persona cara, un membro di famiglia, di tante comunità e famiglie cristiane, e perciò la celebrazione del centenario della nascita è una commemorazione proprio familiare, e poi è un rendimento di grazie a Dio per il dono di questa persona.